Un'azienda che ha fatto dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e della crescita del capitale umano le chiavi del successo sui mercati di tutto il mondo. Un'azienda manifatturiera che rappresenta un vero orgoglio per tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia. Lo ha sottolineato il presidente della regione Renzo Tondo a Butrio alla tradizionale presentazione del bilancio del gruppo Danieli agli azionisti, alle banche, agli analisti e alla stampa. Azienda leader nella fornitura di macchinari e impianti siderurgici chiavi in mano, insieme alla produzione di acciai speciali con ABS di Cargnacco, la Danieli opera sul mercato globale ed è ormai presente con proprie consociate in diversi paesi europei e in Asia, Cina, Giappone, India, Thailandia e Vietnam. Il bilancio, chiuso al 30 giugno scorso, nonostante abbia risentito del rallentamento dell'economia, presenta comunque un utile netto di 190 milioni di euro con ricavi di oltre 3 miliardi. Gli addetti sono in crescita, oltre 10.000, mentre in Friuli Venezia Giulia, tra dipendenti diretti e indotto, il gruppo dà lavoro a 6.000 persone. Le esportazioni della Danieli valgono il 40% dell'export della provincia di Udine e il 20% di quelle regionali. Danieli, ha detto Tondo, è un'azienda che ha voglia di investire, di crescere, un'azienda che crede nei giovani impegnati ogni giorno nei suoi centri di ricerca sparsi in diversi paesi e a misurarsi con la frontiera dell'innovazione. Compito delle istituzioni, sottolinea il Presidente, è assecondare lo sviluppo e la competitività delle imprese e ricorda infine che ormai nella fase finale è la procedura per realizzare il nuovo elettrodotto in grado di abbattere i costi dell'energia, rafforzando e consolidando quindi la presenza in regione proprio del gruppo Danieli.